Non esiste il motorismo storico se non pensiamo all'artigianato. Se non pensiamo a chi ha costruito questi capolavori che noi stasera vedremo sfilare per le nostre strade, perché era tutto quello che l'artigiano piccolo industriale del tempo, il futurista, il fantasioso meccanico e ingegnere, perché anche gli ingegneri erano agli albori, sono riusciti a costruire, a inventarsi e a presentare al mondo come sfida di quello che l'Italia era, che non è più, purtroppo. Potremmo esserlo, non lo siamo più, è quello che il mondo ci invidia, la nostra capacità di creazione. Il professor Bernardi era un grande artigiano, non solo comprendeva e studiava i principi, ma poi amava metterli in pratica con le sue mani. Dopodiché ovviamente si è anche concentrato sullo sviluppo di diverse tecnologie, tra cui quella del motore a combustione interna, e che poi ha portato allo sviluppo della prima automobile costruita in Italia e meglio ancora costruita qui a Padova, e quel manufatto esprime proprio tutte le sue competenze sia tecniche ma anche manuali, e questo ovviamente è fondamentale ripercorrerlo ogni volta che c'è una manifestazione come la Miglia Miglia, per valorizzare il know-how presente all'epoca all'università e anche ora nel nostro territorio. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale sta investendo moltissimo sulle infrastrutture di laboratorio, proprio per far toccare con mano ai ragazzi la realtà del provare a fare quello che loro hanno nella testa oppure che hanno visto in teoria. Lo stesso vale nella valorizzazione delle loro idee attraverso i progetti studenteschi che consentono ai ragazzi di applicare, ma anche di confrontarsi col territorio, in particolare con le realtà artigiane, perché non tutto può essere fatto in casa, e i nostri artigiani del territorio riescono a spingere i ragazzi a sviluppare con la testa e poi li aiutano a realizzare con le loro mani. Il mondo dell'autoriparazione non tratta solo gli aspetti legati ai veicoli moderni, ma bensì si inoltra nella storia, nella passione, nella testimonianza di quello che è l'origine dell'automobile, che sono i veicoli d'epoca. È un comparto molto importante che ci riguarda, che naturalmente interessa gran parte del nostro settore, dove ci sono officine specializzate nel restauro che è frutto di mani sapienti, di conoscenza, di tecnologia. Un po' di burocrazia, un po' di costo dei ricambi, un po' di manodopera che non si trova, è tutto un assieme che ne esce una miscela che francamente diventa un po' esplosiva. Quindi forse anche come nel nostro ruolo di dirigenti qualcosa dovremo cercare di fare in modo di recuperare qualche tempo perso nel fattore anche di burocrazia. Una volta perse certe maestranze, credo che sia quasi impossibile recuperare. Oggi noi riusciamo a tenere in piedi una filiera specializzata che è di supporto a questi meravigliosi pezzi che si muovono in giro per il mondo, di proprietà di collezionisti, imprenditori che amano il motorismo storico e che nessuno è in grado di copiarci. E noi siamo qua per ricordare che tutto nasce da un motore termico che ha dato la spinta a tutto il comparto, e quindi cerchiamo di stare forti e radicati al passato per non dimenticare l'importanza di quanto ha prodotto tutto questo comparto negli anni e nel tempo.